Amiche e amici della pallina vulcanizzata, ancora buongiorno da buon venerdì mattina da Domenico Tomba qui in diretta dal Paradiso di Valdagno, gara numero 3 di questa seconda giornata delle finali nazionali Under 23. Sono di scena i padroni di casa del Valdagno contro l'AFP Giovinazzo in questa sfida che è stata anche gara di A1 non molto tempo fa proprio su questo parquet. Andiamo a vedere i protagonisti di questa sfida. Cominciamo naturalmente dal Giovinazzo, il portiere, il capitano, il 71 Ottavio D'Angelico, il 6 Nicola Cannato, il 9 Luigi Turturro, il 70 Luca Mezzina, il 66 Paolino Colamaria, il 19 Michele De Bari, il 3 Michele Ferrara, 74 Francesco Monticelli, l'8 Walter D'Avanzo, l'altro portiere Simone Pigatto, l'allenatore Dino Camporeale. Risponde Valdagno con il 12 Ciupe Giuliano Giuliani, il 3 Tiago Sanchez, il 4 Marco Tomba, il 6 il capitano Nicolò Crocco, il 7 Leonardo Di Qui Giovanni, il 9 Nicolò Valortigara, l'11 Pietro Crosare, il 2 Mattia Cocco, il 15 Giulio Checchetto, il portiere schierato 25 Giovanni Cunegatti, l'allenatore signore Dario Rigo. A individuare adesso come sono partite le due formazioni. Ottavio D'Angelico in porta per Giovinazzo, Paolo Colamaria, Luigi Turturro, Nicola Cannato e Mezzina con il 70. Valdagno che risponde con Nico Crocco, Leo Di Qui Giovanni, Marco Tomba e Tiago Sanchez con tra i pali Giovanni Gio Cunegatti. Diciamo gara numero 3, seconda partita per il Valdagno in questo girone B. Attenzione, intanto c'è questo break, la recupera Tiago Sanchez. Andiamo in diretta con la partita. Sanchez subito la sblocca dopo 55 secondi. Tiago Sanchez tira da casa sua, da dentro la metà campo valdagnese, pallina a mezza altezza. La mette subito, 19:05, fa 1-0 Valdagno. Gran botta qui del Tiaghito, anche lui alla ricerca di... Scadono i 5, c'è pressione alta della squadra valdagnese. Palla in movimento, Marco Tomba, il tocco per Sanchez. Tiago Sanchez, Leo Di Qui Giovanni, ancora Sanchez, prova a fare il bis e allora Tomba dalla sua metà campo. Di Qui Giovanni, Crocco, attenzione Mezzina, Cannato, qui gran numero, triplo tentativo qui davanti alla porta, si accende la bagarre sulla gabbia difesa da Giovanni Cunegatti. C'è fallo di squadra fischiato al Valdagno. Primo fallo, Valdagno 1-0, gol subito di Tiago Sanchez. Dirige l'incontro, non l'abbiamo citato prima, Mario Trevisan, genitori di Lonigo, papà di Lonigo anzi, Viareggino. Intanto Paolo Colamaria prova ad accentrarsi, ad aggirare Cunegatti in velocità, poi Tiago Sanchez che riparte per vie centrali, si presenta sulla tre quarti, il taglio di Tomba per Crocco, ancora Sanchez, Di Qui Giovanni. Ora Sanchez non dà molti punti di riferimento, pallina che si può giocare e allora Crocco tomba nella sua tre quarti, chiama lo schema Sanchez, la intercetta Paolino Colamaria, poi attenzione Colamaria, si distende Cunegatti, poi Crocco per il Di Qui, palla alta, la deve ricontrollare Tomba che prova ad accentrarsi. Prova Marco Tomba, il numero di D'Angelico sul tentativo del numero 4 valdagnese. Partita su ottimi ritmi, anche perché sono due squadre che giocano. C'è il fallo di squadra. fischiato
contro Valdagno. È evidente il gesto di Trevisan verso la panchina biancoverde. Io ne approfitto anche per salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, ci seguono in diretta da FP, Angela e Michele che seguono quel PC66. Tomba e Di Qui Giovanni, lo scambio tra i due, un po' larga la pallina per il Di Qui, ancora retroporto, arriva Tomba per Nico Crocco, già rientrato tutta la FP a fare muro davanti ad Angelico. Attenzione, c'è l'errore, poi cade giù Cannato, Cunegatti, c'è un po' di confusione adesso qui, un Giovinazzo che stava andando, ha speso un fallo tecnico lì, tomba su Paolino Colamaria. 3 falli Valdagno, attenzione, già caricata formazione di casa. Ora Sanchez cambia lato, Tomba prova, Tomba subisce fallo, primo fallo di squadra fischiato al Giovinazzo. 3-1 stazione falli, 1-0 Valdagno, il gol dopo 55 secondi di Thiago Sanchez. Diciamo, ne approfitto per salutare tutti quelli che ci seguono in diretta dalla Puglia e anche per fare un grosso in bocca al lupo a Alessio Busato, il Busa che non è schierabile a causa di un infortunio pochi giorni prima proprio di queste finali nazionali alle quali ha fortemente contribuito per le qualificazioni. Purtroppo Ale, ti aspettiamo presto nuovamente in pista. Dario Rigo che vuole vederci chiaro sui suoi, un po' di confusione lì davanti, un paio di interventi decisivi di Gio Cunegatti. Chiama la distanza Trevisan. Di Qui Giovanni per Crocco, proprio Crocco tomba, qui in anticipo sull'errore, lo recupera in velocità Thiago Sanchez, cambia dall'altra parte Crocco, tomba per Crocco ancora. La pallina sul palo di Nico Crocco che ci riprova, ancora Sanchez, prova dall'altra parte, tomba, la palla a 2 perché stava arrivando al Di Qui, si danno il 5 con D'Angelico, Paolo Colamaria, Paolino PC66, eccolo qua, scende in velocità Colamaria, grande gol di Paolino Colamaria, cost to cost, gran gol di Paolo che poi sembra dire i suoi, però non posso sempre far tutto io. La pareggia Paolo Colamaria, 15-34. Uno a uno. Sarà da pulire e asciugare più che altro la pista. È dunque partita che a metà della prima frazione, dopo 5 minuti e mezzo, sono 2 tempi da 20 minuti di gioco effettivo, dopo 5 minuti e mezzo, 4 e mezzo di gioco, sull'1-1 al gol di Thiago Sanchez in apertura ha risposto Paolo Colamaria, quindi squadre sull'1-1.
quanto al primo piano per la panchina valdagnese, che ha il Ciupa e Giuliani in panchina. Un po' di prove tecniche, stiamo riallestendo il punto interviste, è stato un problema legato al temporale di questa notte che ha combinato qualche guaio alle attrezzature elettroniche installate. Qua sembra ci sia un problema tecnico sulla balaustra, se ne sta occupando Carlo Danzo, meccanico ufficiale il Mola, meccanico ufficiale del Valdagno. Cronometro fermo a 15:34, 3 falli Valdagno, 1 Giovinazzo, 1-1 tra FP e Hockey Club Valdagno in questa seconda giornata, partita numero 3. Valdagno dunque costretto al centrocampo dal gol di Paolino Colamaria, cost to cost, fa tutto lui, l'anima, il leader morale di questo FP. Sembra tutto pronto per ricominciare. Fischia Trevisan, riparte Valdagno. Di qui Giovanni per Sanchez che prova subito a sorprendere D'Angelico. Fa buona guardia. Tomba. Crocco. Fa ancora Sanchez che accelera dietro per Marco Tomba, il gol di Marco Tomba, l'incrocio rientra da retroporta, la mette lui, va a tabellino di questi campionati, scusate, prima rete per il numero 4 del Valdagno che riporta avanti Valdagno 2-1 dopo nemmeno 30 secondi. Sanchez, di qui Giovanni, il rilancio, l'intercetto ancora del di qui. Ora Nicolò per vie centrali, Turturro con la Maria. Butta un po' lì, soccorre ancora Turturro, scadono i 5, deve lasciare lì pallina per non incorrere nel fallo di squadra. Di qui Giovanni, che si è sbloccato anche il numero 4 Sanchez, una buona l'idea dentro per Tomba, D'Angelico col bastone prova a colpirla al volo, palla sull'esterno della rete, poi ancora recupera Sanchez, il fallo di squadra fischiato al Valdagno, quarto fallo. Attenzione a non farsi caricare troppo. Qui Nico Crocco cerca l'appoggio
No, sarà angolo basso, palla in movimento. Turturro sul punto di battuta. Luigi Turturro. Con la Maria dentro, Nico Crocco la intercetta e allora adesso Monticelli per Mezzina. Muove un po' i suoi cambi Dino Camporeale. Azione bene qui Turturro in mezzo. Monticelli. Scambia ancora su Paolino Colamaria, il faro di questa formazione. Palla alta. La chiama alta Trevisan. Aveva provato un assist, una palombella. Intanto fuori di qui Giovanni, dentro il Ciupe Giuliani. Poi Crocco retroporta. Vediamo lo schema dello scambio. Prova a liberarsi Crocco. Pallina che finisce dall'altra parte, c'è Sanchez. Tomba. Sanchez dentro. Oh, Marco Tomba! Ancora lui. Fa 3-1 Valdagno. 13-18. Assist al bacio di Thiago Sanchez. Ancora a tabellino il numero 4 valdagnese, Paolo Colamaria. Stecca alta, sarà palla. Mi chiede cosa ho fatto. Continua a giocare dentro il Ciupe Giuliano Giuliani. Prova ad andare il Ciupe Nico Crocco. Sanchez. Ancora Crocco. Va fuori due, va retroporta Nico Crocco. Bene qui. Scambio centro Tomba Sanchez. Scambiano il portoghese, l'argentino. Poi Tomba Sanchez. Prova a cambiare passo, deve un po' chiamare fuori la difesa del tanto Monticelli, va giù in balaustra, chiama Paolo Colamaria la conclusione, il vantaggio sembrava alta la palla, poi Crocco con calma a superare la metà campo. Ancora Sanchez. Tomba fuori per Crocco, raddoppio su di lui e allora Crocco la deve scaricare per il Ciupe che parte dalla tre quarti valdagnese, prova a metterla lì, la recupera Tomba sull'arrivo di Mezzina, qui non corre rischi Crocco. Tomba sulla linea di centrocampo. Ancora il Ciupe Giuliani sfrutta, attenzione, rigore trattenuto in adesso possiamo rivedere i replay. Ciupe va lì, poi è trattenuto al momento di puntare la porta, fischia Trevisan. 11:30 di questo primo tempo, Valdagno 3, Giovinazzo 1. Primo piano per la panchina valdagnese, oggi in modalità arancione, alta visibilità, mentre maglia bianca inserti verdi per la FP, il cuore bianco-verde pugliese col suo leader morale Paolino Colamaria. Poi Dino Camporeale in panchina, una leggenda dell'hockey giovinazzese. Il time out chiesto proprio da Dino Camporeale. Valdagno caricato già di 4 falli dopo 8 minuti e mezzo di gioco.
se ne incarica Thiago Sanchez. Vediamo un po', Sanchez contro D'Angelico, tutto pronto, Sanchez la mette lui, rasoiata bassa sulla destra, si alzano i gambali a sinistra di D'Angelico, Sanchez sceglie una soluzione standard e fa 4-1 Valdagno su rigore, 11:30. Quindi doppietta anche per Thiago Sanchez. Poi Ciupe Giuliani prova ad andare, lo contrasta Nicola Cannato. Ancora Mezzina, c'è dentro Crosara adesso per Valdagno. Sarà angolo basso, palla bianco-verde. Mezzina, Monticelli e poi Cannato, Nicola Cannato, Paolo Colamaria, la botta di Colamaria, il gambale di Cunegatti. Poi bello questo recupero di D'Angelico che fa anche ripartire Monticelli. Si ferma Monticelli, cerca l'appoggio su Cannato, ancora Monticelli nella sua tre quarti. Riesce a liberarsi, attenzione, poi Crosara tomba, prova la conclusione, D'Angelico è pronto stavolta. Siamo già dall'altra parte, Paolo Colamaria. Palla alta, va un po' troppo, rimane sotto la pallina, palla sopra la traversa, attenzione poi a perdere queste palline, Nico Crocco rimedia. Poi Crosara che esce dalla sua tre quarti, dentro anche Nicolò Valortigara. Nicolò Valortigara che è stato anche il creatore del logo di questi campionati Under 23. Valortigara, gol! Si fa un bel regalo qui Nicolò Valortigara. 09:43, andiamo a rivedere, ottimo l'assist del Ciupe. Ciupe Giuliani, Nico Crocco, ancora lo scambio col Ciupe. Dagno che sta piano piano prendendo confidenza anche nei propri scambi, nelle geometrie che chiede mister Dario Rigo, anche con una buona prestazione globale. Sono andati a segno Sanchez Tomba e Valortigara finora per il risultato che al momento è di 5-1. Quando mancano 8:59 alla fine di questo primo tempo. Ancora il Ciupe Giuliani, poi Crosara, Crocco, la risposta di D'Angelico qui, attenzione, Mezzina di forza, di fisico, Luca Mezzina che adesso è un po' la spinta offensiva della formazione ospite. Mezzina prova a girarsi, spaccata sotto stecca Giuliano Giuliani, poi gli va alta la conclusione, gli resta sotto la palla. Può ripartire Giovinazzo, Crocco in anticipo, attenzione,
sembrava fatta, qui invece buona la risposta di Giovinazzo. Crosara contro Colamaria, pessimo cliente. Crocco trova Vallortigara, c'è un potenziale 2 contro 1, non riesce all'ultimo assist per Niccolò. Poi il Ciupe Giuliani prova il numero, non trova, Lanza Schiaccia non trova lo specchio della porta. E adesso dentro anche Michele Ferrara, bel gol per lui ieri in Alza e Schiaccia, un gol di pregevolissima fattura. Eccolo qua, numero 3 della formazione di Dino Camporeale, Paolino Colamaria. Angolo basso. In panchina Tomba Sanchez e Di Qui Giovanni. Fa girare i suoi, giustamente Dario Rigo. Valdagno oggi ha doppio impegno, giocherà poi alle, attenzione, intanto prova Monticelli, alle 18 Correggio Valdagno, tra l'altra partita di giornata. Tocca bene il Ciupe in anticipo con la punta della stecca, poi non gli riesce il numero. Monticelli cerca la conclusione, va a lato il suo tentativo. Ancora Monticelli, deve impegnarsi Paolo Colamaria a recuperare questa pallina. E poi il Ciupe Giuliani, Mezzina va 1 contro 1, il Ciupe la mette lì per Vallortigara, che non riesce a girarsi per l'intervento regolare della difesa bianco-verde. Ora Colamaria dentro a cercare Monticelli, e poi ripartenza 2 contro 1, qui il gol e va a bersaglio anche Mattia Cocco. Gol Valdagno, 6-1. Mattia Cocco, si conclude un contropiede 2 contro 1, assist, ultimo passaggio del Ciupe Giuliani. Cocco con calma alle spalle di D'Angelico, che del resto nel 2 contro 1 che può fare più di tanto. Ferrara per Colamaria, abbiamo ricominciato a giocare. Ancora Colamaria, alza e schiaccia leggermente sopra la traversa, palla che è data buona. Ancora il Ciupe Giuliani, prova a fare tutto lui. Fischiato il fallo di squadra. Scontro tra Giuliani e D'Angelico. La sensazione è stata che Ferrara lo abbia sbilanciato all'ultimo momento. Eccolo lì, magari è Ferrara che frana addosso a D'Angelico nel momento difensivo. Abbiamo rivisto al replay, lo vediamo anche da questa inquadratura, è un po' tutte e due. Il Ciupe centra la porta, Ferrara centra D'Angelico. Vediamo come sta Ottavio. Sembra tutto a posto, dovrà sicuramente a sistemare il casco. Gli dà una mano Simone Pigato. Nulla di grave, 5:31 da giocare in questo primo tempo. Valdagno 6, Giovinazzo 1. Tutto pronto per riprendere, deve ritornare in porta naturalmente Ottavio D'Angelico. Tanto primo piano per la premiata ditta dell'ultima rete. Eccoli qua, il Ciupe Giuliani e Nico Vallortigara. Palla bassa a Crosara che riparte. Largo per il Ciupe.
poi si gira il ciupe numero su Monticelli, Cocco va all'Ortigara, scambio per Crosara, ma capisce tutto Mezzina che si presenta al tiro, la bomba di Mezzina, che gol per Luca Onofrio Mezzina, numero 70, fa 6-2. Valdagno costretto per la seconda volta al cerchio di centrocampo, tanto va l'Ortigara, poi Crocco ancora, scusate, Crosara e poi il Ciupe Giuliani. Fallo di Lunetta, Mezzina che può ripartire, Luigi Turturro. È più elegante come stile della giocata in questo Giovinazzo Under 23. Mezzina la bomba ancora. Vediamo cosa decide Trevisan. Sarà palla a 2 al centro. Palla che è finita sul soffitto dell'impianto che ospita queste finali. Intanto fuori va l'Ortigara, dentro Tomba. Su questa palla a 2 Ferrara ha a che fare con Sanchez. C'è pressione Valdagno, Crosara pressa alto, senza fallo, come dice Dario Rigo. L'errore Sanchez che va via dritto, la finta, ma prima del tentativo arriva Turturro e allora si ricomincia da Cocco e poi ancora Sanchez. 28 secondi per andare al tiro per i padroni di casa. Tomba retroporta, perde palla qui. Marco Tomba. Riceve istruzioni da Tiaguito Sanchez. Adesso Valdagno è a uomo 1 su 1. Poi attenzione, ha preso un colpo, un crampo Luca Mezzina, vediamo un po', si rialza adesso, fischia giustamente Trevisan che va a sincerarsi delle condizioni, chiede il cambio Mezzina e allora dentro Nicola Cannato. C'è da asciugare un attimo la pista perché è caduto Luca Mezzina, l'autore della seconda rete che fissa ora il risultato. Si abbassa la musica al Palalido, Tomba per Sanchez. Poi vede, eccoli qua, siamo 1 contro 1 tutti. Tomba Turturro tiene palla, Marco Tomba prova ad andare, retroporta il supporto di Crosara. Cocco Sanchez, pallina che rimbalza lì davanti ad Angelico. Tomba cerca l'assist, Ferrara con Crosara lì. Ma retroporta Michele Ferrara, guarda le soluzioni possibili. Sanchez, Tomba che vede Cocco, traversa
stecca alta, ha provato a ribadire, troppo alta la stecca di Marco Tomba. La traversa del Valdagno la mettiamo a tabellino quando mancano 2 minuti e 10 secondi alla fine di questo primo tempo. La recupera Thiago Sanchez, prova la conclusione. Nicola Cannato che riparte, prende il pattino di Tomba in modalità difesa. Poi giù Sanchez per Crosara, restituisce dall'altra parte per Mattia Cocco. Tomba nella propria tre quarti, può ripartire, incrociare, punta all'uomo, in questo caso è Cannato, prova. Non è gol, pallina che era entrata, ma c'è stato prima il fischio di Trevisan. D'Angelico che ha necessità di sistemare la visiera a 97 secondi dalla fine di questo primo tempo. Sì, 87, scusate, matematica al mattino presto, anche se ormai tanto presto non è. Il classico calo di zuccheri negli anziani, portate pazienza. Allora riassumiamo la situazione: 1:27 da giocare, Valdagno 6, Giovinazzo 2, una partita dai buoni ritmi. Anche perché Giovinazzo non rinuncia a giocare, accetta. Tomba, palo, ha provato a caricare il colpo, trova il palo alla sinistra di D'Angelico. Poi adesso Nicola Cannato, la risposta. Cotomba, Noluca ha cercato Sanchez di qua, Turturro, alta, non riesce il controllo a Luigi Turturro. È stato buono l'assist servito da Monticelli, si è trovato a tu per tu con Curegatti, ma gli viene alta, rimane sotto la stecca, palla che si alza e allora Sanchez può far ripartire i suoi, incrocia il passo il portoghese che ha in panchina uno dei suoi anfitrioni, Carlos Nicolia. Poi speriamo di averlo anche ai nostri microfoni magari più tardi. Marco Tomba intanto con Cannato, prova, si distende D'Angelico, ultimi 28 secondi di questo primo tempo. Ancora sempre Sanchez, l'ispiratore costante della manovra. Sanchez, palo anche per lui. Adesso lì si lamenta qui Thiago per un colpo sul bastone al momento della conclusione. Allora c'è il raddoppio, adesso qui alla kamikaze, finisce qua questo bel primo tempo, finisce 6-2 Valdagno, comincia Sanchez, pareggia con la Maria, poi doppietta per Marco Tomba, ancora Sanchez, Vallortigara e Cocco per il 6-1, il 6-2 è di Luca Onofrio Mezzina. Termina così questo primo tempo tra Valdagno e Giovinazzo, ci sentiamo tra qualche minuto dopo il riposo.
Ben ricollegati in diretta con il Palio di Valdagno, secondo tempo di Giovinazzo Valdagno, primo tempo 2-6, Padone di casa avanti 6-2. Vediamo come ripartono le due formazioni. AFP con D'Angelico in porta. Walter D'Avanzo con il numero 8, Mezzina, Monticelli e Paolino Colamaria. Valdagno che risponde con Cunegati tra i pali, Thiago Sanchez, Di Qui Giovanni, Tomba e Crocco. Tutto pronto, riparte Giovinazzo. C'è questo incrocio D'Avanzo Colamaria, Tomba che la ruba, prova a metterla subito, non trova la rete. Da sull'esterno ha recuperato una pallina, un break a centrocampo. Monticelli, viene larga questa idea per Paolo Colamaria. Allora Sanchez guarda il posizionamento dei compagni, chiama lo schema. Ancora Sanchez, lo scambio con Crocco dentro, ma capisce tutto Monticelli. Poi D'Avanzo, colpito Sanchez, sembra, tiene botta Thiago, tentativo da distante, ci mette la manona. Adesso attacco deciso del fallo di squadra, terzo fallo fischiato al Giovinazzo. Attenzione Colamaria che la sradica Di Qui Giovanni, poi prova la conclusione, potenziale 2 contro 1, Tomba, doppio tentativo, D'Angelico legge bene, si distende col gambale, sventa la minaccia per la FP. D'Avanzo, Crocco, scusate, Cocco, Di Qui Giovanni, ancora il Di Qui, ultimo uomo. Vediamo lo schema adesso, l'idea di Qui Giovanni, cambio lato spesso qui per Valdagno. Sanchez buono qui per Nicolò Crocco. Tomba cerca Di Qui Giovanni sull'altro palo, uno schema visto ma non si chiude correttamente l'ultimo passaggio e allora Monticelli fa ripartire la FP, lo tiene nella sua tre quarti, deve un po' buttarla via con Monticelli pressato. Sanchez, Di Qui Giovanni, sarà un tentativo, non va. Colamaria, Mezzina carica la botta, Colamaria, ma si riparte con Di Qui Giovanni, scarico per Sanchez in buca d'angolo lì. Thiago, vediamo come ne esce. Monticelli, D'Avanzo che si prova a girare, arriva Di Qui Giovanni, fa ripartire Crocco, Sanchez dall'altra parte, la riprende ancora il portoghese. Tutto regolare, si può continuare a giocare. Colamaria non riesce l'assist verso D'Avanzo e allora Di Qui Giovanni, l'intervento in difesa di Monticelli decisivo, sta arrivando la pallina sulla stecca di Tomba, appostato sul palo lontano. D'Avanzo, Crocco, stecca alta, palla AFP, Monticelli a gestire. Mezzina, sta crescendo la pressione della FP. Valdagno che è costretto a ragionare meno, deve distendersi qui anche Cunegatti, pallina molto insidiosa. Adesso Tomba tiene palla e giù Crocco. Sanchez,
dentro per il di qui, ma in anticipo d'avanzo su di qui Giovanni, chiama lo schema Monticelli. Sanchez, palla con la Maria, Tomba prova a caricare, Monticelli gliela stoppa lì e poi altro miracolo di D'Angelico, ancora Valdagno adesso c'è retroporta, Tomba va a cercare il fallo, D'Angelico colpisce pallina al di là della riga blu, tiene palla, formazione di casa, se sono andati i primi 5 minuti di questo secondo tempo, il punteggio è ancora su quello del primo. Giovinazzo 2, Valdagno 6. Riparte il cronometro, Tomba. Sanchez. Retroporta, vediamo cosa si inventa qui il fantasista portoghese. Lotta con Mezzina, poi Paolo Colamaria, attenzione, Colamaria, la botta di Colamaria, c'è il gol di Paolo Colamaria, palla sotto al 7, imprendibile questa, un po' troppo spazio qui lasciato al giocatore. Valdagno che cambia il portiere, fuori Cunegatti, dentro Checchetto. Quindi la sblocca in questo secondo tempo Colamaria che fa doppietta, 14:48. Gol di Colamaria. Sanchez, dunque Valdagno cambia il portiere. Tomba. Si impegna qui Ottavio D'Angelico, un D'Angelico che in questa prima parte del secondo tempo è stato decisivo in almeno 3 occasioni. Poi Colamaria lo ferma Sanchez, pressione alta adesso del Giovinazzo. Crocco, sempre Nico Crocco, retroporta, cerca il numero, Tomba, buca d'angolo di fronte d'avanzo, mette lì per Crocco ancora che trova spazio dietro per di qui Giovanni. Sanchez cerca spazi ma non si capiscono con Sanchez, palla che resta nelle, Sanchez la ruba lui e poi riesce Monticelli a sventare, Tomba, c'è cartellino giallo per proteste a Paolino Colamaria. Fuori di qui Giovanni, dentro il Ciuppe Giuliani. Punteggio che resta Giovinazzo 3, Valdagno 6, l'ultima rete molto bella, staffilata sotto la traversa di Paolo Colamaria, ne ha messi 2 su 3. Sono il Ciuppe Giuliani, pallina alta, c'è da asciugare la pista. Gioco fermo, 13 alla fine. Se ne sono andati i primi 7 di questo secondo tempo. Giuliani e Sanchez dentro con Crocco e Tomba.
D'altra parte Colamaria, Walter D'Avanzo, Monticelli e Mezzina. Lo prova Colamaria, scambio, Ciupe. Sarà cartellino blu per Mezzina. Andiamo a rivedere. C'è questo primo intervento, questo secondo che manda giù Crocco. Opportunità per la formazione di casa, se ne incarica Nico Crocco contro Ottavio D'Angelico. Primo piano per Nicolò, che è anche la fascia di capitano. Tutto pronto per questa punizione di prima. Vediamo la scelta di Crocco, le finte. E ce la fa D'Angelico, la parata, pallina che si impenna ma non entra, finisce sopra la rete. Adesso Valdagno potrà usufruire di 2 minuti. Vediamo com'è lo schema, la fitta rete di passaggi per andare alla conclusione. Sanchez tomba, ancora Sanchez. E non bene qui l'ultima esecuzione. Palla che torna nelle stecche dell'FP e ancora chiama pulizia pista Trevisan. Grazie. Ci arrivano anche gli omaggi qui in tribuna stampa, eccezionale amici, direttamente dalla Puglia, dal cuore bianco-verde che è in pista. Palla con la Maria, Ciupe Giuliani, qui a porta vuota riesce a sbagliare un gol, si dispera Thiago Sanchez. Sorride D'Angelico che era nettamente fuori causa. 4 risate col Ciupe. Tanto tomba Sanchez, giro palla valdagnese a liberare al tiro. Vediamo Giuliani. Quindi ancora una buona opportunità, ma e il gol la mette lui sotto la traversa, la mette Marco Tomba sull'assist del Tiaghito e il Diablito per il Tombitoli. (11:25). Sfrutta la superiorità Valdagno, fa 7-3. Attenzione qui, si supera Checchetto nell'intervento davanti al tentativo di Paolo Colamaria. Sanchez, una palla che va giù, attenzione ancora Sanchez. Cerca tomba davanti a De Bari.
Neoentrato Cocco, scusate, Crosara. 1-2, ma capisce tutto Paolo Colamaria, poi fa tutto lui. Attenzione, ottimo l'assist largo, ma pallina che non arriva dalle parti di Checchetto. Fallo di squadra, schiato a Giovinazzo, quarto fallo. Tanto il Ciupe Giuliani va in slalom, poi la ferma lì, arriva Vallortigara da dietro, ma non trova il tempo giusto per la conclusione. Per adesso squadre che si sono un po' aperte. Ciupe Giuliani per Sanchez, la risposta di D'Angelico, attenzione ad avanzo, invece su Monticelli l'idea di Colamaria che arrivava in linea, alza e schiaccia, si continua a giocare, ha toccato all'esterno della rete ma non è rimasta impigliata la pallina. Adesso c'è Vallortigara, Sanchez, la mettono lì, la premiata ditta. Ciupe e Sanchez, andiamo a rivedere l'assist, poi palla dentro, lì non c'è niente da fare, 2 contro nessuno. Alla fine il Ciupe. Giuliano Giuliani che fa 8. Vallortigara prova adesso Paolo Colamaria dritto per dritto, prova a caricare il tiro, palla che resta lì. Giuliano Giuliani contro Turturro, il numero di Giuliani, poi chiude bene lo specchio della porta Ottavio D'Angelico. Turturro già dall'altra parte, poi Colamaria, Turturro, Checchetto col guantone, sempre Giuliano Giuliani, poi Sanchez per Nicolò Vallortigara, Crosara, ancora Sanchez, palla che arriva lì ma è centrale, a buon gioco D'Angelico, colpisce a terra, cambia lato il Ciupe per Sanchez, cerca Vallortigara ma Mezzina, adesso potenziale 3 contro 2, rientra Vallortigara, la botta di Colamaria. Riparte bene, poi si chiude a difesa di D'Angelico, di gran palla lì per Vallortigara, se la trova storta per andare a colpire. Ciupe Giuliani, Mezzina adesso all'1 contro 1, Giuliani, Sanchez, ancora Giuliani, Crocco, Mezzina adesso può ripartire con un altro 3 contro 2 molto veloce a ritornare lì davanti. Il gol sfrutta questo 3 contro 2 e se non erro è ancora Paolino Colamaria a dare assegno. Andiamo a rivedere, eccolo lì, la trova giusta sul palo a porta vuota, proprio lui. Il replay ci dà ragione. E dunque tripletta anche per Paolino Colamaria quando mancano 7:09 alla fine di questo incontro.
Anche Giovinazzo cambia il proprio portiere, entra Simone Pigato. Quindi Checchetto da una parte e Pigato dall'altra. Ricomincia a correre la pallina, Vallortigara per Cocco, Crosara. Cocco adesso ha alzato il suo baricentro, il Giovinazzo. Cocco, Vallortigara va a cercare il compagno in angolo, ancora Cocco. Crosara. Palla che arriva innocua dalle parti di D'Angelico. 2-2 adesso, Ciupa e Giuliani e Crosara davanti Cocco e Vallortigara. Un po' di pressione alta adesso di Giovinazzo, poi il controllo, De Bari. Può ripartire il controllo di Pigato, Turturro, Luigi Turturro, ecco qua l'elegante pattinata del numero 9 bianco-verde. Ancora lui, salta l'uomo, fa tutto Turturro, poi Ciupa e Giuliani 1 contro 1 su Cannato. La mette lì per Cocco, D'Angelico in anticipo. Attenzione Cannato, Turturro. C'è il Ciupe, diamo l'idea, Crosara in anticipo riesce a recuperarla Cannato. Proprio Cannato adesso per vie centrali, carica la botta Cannato, la risposta col gambale di Checchetto. Ancora Turturro, bello stile. Ma riprende, si ritrova lì, ancora Crosara. 5 minuti da giocare, 4:58 scattano adesso, in ritardo sulla conclusione, la possibilità di concludere a rete. C'è il tocco, il gol del Valdagno sull'assist del Ciupe Giuliani. Ci pensa Pietro Crosara e fa 9-4, Valdagno a 4:34 dalla fine. Ancora Turturro, modalità offensiva, adesso è votato all'attacco il Giovinazzo, prende naturalmente qualche rischio in più, ma data la situazione è encomiabile l'impegno della... Tanto attenzione, Nicola Cannato prova a liberarsi, Crosara la può mettere per Cocco. Cerca di andare Cocco, ancora Crosara sulla propria tre quarti, scambiano i due, cambiano lato un paio di volte. Ancora Giuliano Giuliani, prova a cercare Vallortigara che è ben guardato da Mezzina. Poi D'Angelico che la libera, tiene palla Vallortigara, Nicola Cannato, altro potenziale, 3 contro 2, attenzione Cannato, prova De Bari, ancora Mezzina, Cannato, De Bari, le vie centrali Cocco, il Ciupe Giuliani non riesce ad arpionare la pallina. Poi ancora il Ciupe fa possesso, va in mezzo a 3, subisce anche fallo. Quinto fallo Giovinazzo, 5-5 la situazione dei falli
Giovinazzo e Valdagno, è partita stradinati corretta con Ferrara al cancelletto bianco-verde, mentre a quello bianco-azzurro, oggi arancione, c'è Di Qui Giovanni. Vediamo a chi darà il cambio. Intanto sigilla il palo, lì impossibile andare via, colpisce a terra il Ciupe, quindi palla bianco-verde. 2:45 ancora da giocare. Nicola Cannato, De Bari, Ferrara. Michele Ferrara, era buona l'idea dentro di Ferrara. Si lotta alla balaustra. Ciupe Giuliani che alla meglio sulla botta, ha provato Cocco col gambale a dire di no. Finta di Turturro che poi va a guadagnare metri. Tanto c'è stato il cambio con Di Qui Giovanni dentro, fuori il Ciupe. Cannato la recupera, il fallo di squadra, ha cercato di recuperarla Cocco. Di Qui Giovanni va all'Ortigara. Siamo già dall'altra parte. Nicola Cannato carica la botta, Checchetto la lascia lì per il Di Qui, poi Cocco prende il tempo, cerca di prendere il tempo, ma Ferrara adesso può galoppare sulla fascia. Tiro di Ferrara, poi la sradica davanti a De Bari, sta tenendo palline, fa il possesso. Adesso Valdagno 1:15. Viva l'Ortigara, largo per Mattia Cocco. Ultimo minuto, chiama lo schema, la perde sul contrasto Cannato, carica, prova a caricare il tiro, gli viene stoppato al momento della conclusione. Turturro che guadagna metri, si accentra, prova a cercare la soluzione personale. Ultimi 30 secondi di questa Giovinazzo Valdagno. Ancora Turturro, tiene palla Giovinazzo, prova ad andare alla conclusione. Dieci secondi, Nicola Cannato prova la botta, sarà palla a 2. 2.7 secondi ancora da giocare. Valdagno avanti 9-4. Partita che si sta concludendo, finisce in questo momento con l'onore delle armi per Giovinazzo. Eccoli qua, Cannato va a recuperare pallina e gli spiega anche qualcosa con Fabuloni 2. Siamo ai saluti finali, vi ricordiamo le reti: Sanchez in apertura, poi Colamaria per l'1-1, poi doppietta di Tomba, Sanchez, Vallortigara, Cocco. Primo tempo 6-2, nel secondo tempo 6-3 di Paolo Colamaria, 7-3 Tomba, 8-3 il Ciupe, 8-4 ancora Colamaria e il 9 di Crosara. 4:34 da giocare, fissa il risultato: Valdagno 9, Giovinazzo 4. E quindi a risentirci per il prossimo incontro, che sarà Breganze Monza. Quindi a presto in diretta
ricordo le riprese di Roberto Bauce, Filippo Zattera con Flavio. Adesso vediamo se riusciamo a fare anche qualche intervista dai piani bassi. A risentirci, a presto. Nicolò Crocco è il capitano del Valdagno. Non una partita facile, perché dopo un inizio che sembrava semplice si stava andando un po' a complicare. Bisogna anche saper gestire bene le energie. Finisce 9-4 per Valdagno. Che partita è stata, Nico? È stata una partita sicuramente molto complicata. Sapevamo che il Giovinazzo è una squadra ostica, giocano duro, hanno buoni elementi. Noi siamo riusciti nel secondo tempo soprattutto a correggere, e anche durante il primo tempo, piccole imprecisioni, magari qualche palla persa che poi si è trasformata in un contropiede. Siamo riusciti in qualche modo a correggerle e quindi alla fine è andata bene. Sì, abbiamo parlato in telecronaca del fatto che sono andati in tanti a bersaglio, prova che la manovra è risultata ariosa, anche piacevole da vedere, magari qualche errore di troppo verso la fine, ma Energie, stiamo tutti bene, siamo in 8 e +2, quindi ruotiamo, giochiamo tutti, abbiamo minuti in cui prendiamo fiato e soprattutto la bella cosa di questa squadra è che anche avendo dei singoli importanti non ci affidiamo a loro, ma riusciamo in qualche modo a giocare di squadra, pur essendoci allenati comunque poco durante l'anno tutti insieme. molto bene, grazie Nico, in bocca al lupo a Baena per il tuo Valdagno, a presto, grazie, ciao.
Bene, siamo con Ottavio D'Angelico. Ottavio, non una partita facile, ma l'avete interpretata bene, cuore bianco-verde, tanti interventi anche decisivi tuoi, certamente eravate di fronte ai padroni di casa. È comunque stato un bel incontro, niente di scontato, perché così, la fantasia ogni tanto non manca nel giovinazzo, anche se poi magari il risultato non vi dà contro. Come state ad energie, ragazzi? Beh sì, inizio col dire che sicuramente non è stata una partita facile, interpretativo appunto della partita, ma anche perché come sappiamo il Valdagno c'ha molti giocatori che giocano in pianta stabile nella squadra di A1. Noi abbiamo giusto un paio che giocano, diciamo, in A1, gli altri eravamo appunto, diciamo, non scarichi, ma appunto sono i primi minuti che giochiamo in partite appunto come queste di alto livello. Quindi diciamo interpretarla è stato molto difficile e diciamo non ci siamo riusciti nel modo sicuramente dal punto di vista mentale, perché appunto poi diventa complicato recuperarla. Per energie, le energie non mancano alla nostra età, le recuperiamo velocemente, però quello che dobbiamo migliorare sicuramente sia a livello mentale che appunto a livello di gioco di squadra. Ok, grazie mille, perfetta interpretazione anche secondo me. Adesso c'è il proseguo comunque, perché il campionato ci sono ancora partite nella fase di qualificazione, e poi con questa fase piuttosto buona poi l'idea di poter comunque giocarsi qualcosa. Tutta la partita che ci aspetta stasera col Sarzana, e per noi diventa a questo punto già una finale, perché poi ci andremo a giocare i quarti in caso di vittoria, quindi ci giochiamo stasera col Sarzana. E dunque buon lavoro al capitano Ottavio D'Angelico, a presto. Grazie Ottavio.